Stefania Alessi, prego. Beh, intanto che la saluta, la saluta tanto. Ringrazio ancora lei, ringrazio i telespettatori di questa emittente privata che ama la libertà e ama l'informazione. Sì, io mi prendo nota delle cose che mi chiedete e sulle quali mi è stato chiesto un intervento in occasione della mia ultima apparizione sul video di Telecittà. Perché? Perché rispetto le persone, ritengo che ogni cosa che le persone chiedono di conoscere sia importante meditarla e sia importante valorizzarla nei limiti in cui ovviamente nel mio ruolo politico e nella mia, per quanto così limitata competenza professionale per un settore particolare, posso dare. Sono qui quindi a dire un pensiero per quanto riguarda Indipendenza Veneta, come mi chiede il dottor Spattalino. Indipendenza Veneta dice: qual è lo Stato Indipendenza Veneta? Ma io direi che conoscere dello Stato di un movimento che ambisce a condurre il Veneto, il popolo veneto, verso un percorso di autodeterminazione per raggiungere l'indipendenza è uno Stato che interessa e che riguarda tutto il Veneto. Quindi parlare di indipendenza veneta vuol dire parlare dei problemi della gente, i problemi che attanagliano tutti noi, che sono in parte i soliti e sono di non poca rilevanza, di poca consistenza, ma anche problemi nuovi. Io sono venuto qui a Telecittà il 29 di settembre l'ultima volta, quindi ben 3 mesi fa, e nel frattempo è accaduto, è esploso, per esempio, ma non è il solo problema, la questione delle banche popolari venete, della Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. Tra poco ci sarà l'attenzione del governo, delle cosiddette autorità italiane anche sulle banche di credito cooperativo. È un territorio che soffre il Veneto, quindi parlare dello Stato di salute di un movimento politico che vuole indipendenza vuol dire leggere i problemi del Veneto, vuol dire valutare la realtà che attanaglia tutti noi, voi, noi tutti quanti, con un'attenzione particolare alla realtà quotidiana. Le banche sono diventate un'attualità per i risparmiatori, per gli azionisti magari diventati tali non conformemente alla loro volontà, diciamo così, perché molti, e sappiamo la storia è estremamente grave, si sono trovati nella condizione di diventare azionisti di certe banche, di queste banche, allo scopo di ottenere magari dei finanziamenti per la loro attività dell'azienda. Un tema molto delicato sul quale noi ci siamo buttati con grande attenzione, tant'è vero che avevamo proposto ancora 2 settimane or sono, in occasione di dibattiti sempre televisivi, la immediata convocazione di un Consiglio regionale straordinario. Guarda come vanno le cose, la nostra richiesta è stata fatta propria dal Presidente Zaia 2 settimane dopo. Vuol dire che vediamo lontano, vediamo bene, vediamo le questioni dal loro punto che devono essere esaminate, perché abbiamo a cuore una iniziativa anche della Regione Veneto, del Consiglio regionale e del Governo del Veneto in tempi immediati e rapidi, perché vedete, non risolvere, non trattare questo tema con la dovuta urgenza vuol dire probabilmente, molto probabilmente, mettere l'economia del Veneto, soprattutto l'economia delle piccole e medie imprese, degli artigiani e dei commercianti, di coloro i quali ricorrevano prevalentemente al credito per svolgere la loro attività, delle banche popolari venete, delle banche del territorio, evidentemente in una condizione tale per la quale non potranno nei prossimi mesi, nel prossimo anno, ottenere più quei finanziamenti che sono indispensabili per garantire il lavoro, per garantire quindi la dignità della gente che lavora in queste aziende, per garantire il futuro di tutti noi, perché senza lavoro non c'è dignità delle persone e senza dignità delle persone si creano situazioni di tensione anche sociale che lo Stato italiano non è più in grado di risolvere, perché non ha più gli strumenti, non ha la credibilità. Vede, io lo dicevo tempo fa, noi parliamo delle banche dimenticando un fatto, che la banca si chiama anche istituto di credito, e qualcuno ormai in assonanza con questa abitudine non fa caso al fatto che credito deriva da credere, cioè io mi affido a te banca perché ci credo.
Se tu vai a minare la credibilità della banca, vai a rompere quel meccanismo fiduciario di affidamento, quindi di credenza che tu hai nella capacità della banca di restituirti i tuoi soldi o di valorizzarli, evidentemente corrispondendoti un giusto guadagno. Abbiamo visto quello che è successo negli ultimi tempi. Questo è gravissimo. Poi, se consideriamo che depredare, perché questo è il verbo che ritengo corretto, questo territorio delle proprie banche, delle banche controllate da un azionismo, da un azionariato popolare, vuol dire riportare a livelli decisionali di natura bancaria le scelte decisive per il futuro del territorio del popolo veneto in ambiti che non sono più veneti, e quindi sarà la grande finanza, ma neanche, dottor Spatalino, se mi consente, la grande finanza che fa capo alle lobby che girano intorno alla Banca Centrale Europea, i meccanismi di quella burocrazia lobbistica a livello europeo che male o peggio ancora rappresenta quelle che sono le nostre esigenze per il futuro appunto del nostro territorio. Questo direi, quindi partirei con le banche. Indipendenza Veneta, per dirla in breve, quindi è attenta al territorio. Lei pensi che proprio sulla questione del territorio noi abbiamo fatto prima di Natale, il 20 di dicembre, nella Riviera del Brenta, la dimenticata Riviera del Brenta, quella che ha subito nell'agosto di quest'anno il famoso tornado che ha distrutto ville, che ha distrutto aziende, che ha distrutto case, abbiamo fatto ben 25 gazebo in contemporanea lungo tutta la riviera, che ha creato stupore e attenzione di chi passava, di cittadini, perché vogliamo dire: non dimentichiamo la gente, non dimentichiamo il territorio, partiamo dai problemi del territorio, perché evidentemente la gente deve capire che l'indipendenza non è un'astrazione, non è un progetto campato così nella fantasia magari anche geniale di qualcuno o nelle aspettative troppo generose di altri, ma è un qualcosa che ha attinenza con la dura realtà di tutti i giorni, perché guardando la realtà la gente capirà che lo Stato non è in grado di dargli risposte e che l'alternativa democraticamente, istituzionalmente, pacificamente può venire solo da chi ha una visione completamente diversa, che è la visione, che è il progetto, che è l'idea grandiosa, democratica dell'indipendenza del Veneto.